Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genuso proprio per commentarvi questa bellissima sfida playoff andata che vedrà scendere in campo Mister del Palermo e Cetraro, le formazioni che oggi sicuramente vorranno dare spettacolo in campo. Inizia la sfida tra Mister del Palermo e Cetraro, subito con Diliberto che allontana immediatamente la sfera. Adesso vediamo anche contezza delle formazioni ufficiali, è stato un piccolo problema tecnico che ha fatto un attimino ritardare. Nel frattempo Di Maria potrebbe anche calciare, va sul destro, è molto largo, la tiene lì ed è subito calcio d'angolo. Diciamo adesso diamo anche contezza delle formazioni. Adesso c'è pure il risultato. Allora, intanto Muro va sul mancino e dunque adesso sì che diamo le formazioni ufficiali della partita, perché abbiamo intanto Diliberto chiaramente tra i pali, poi vediamo Di Maria, La Barbera, Muro e La Torre. Questo è il quintetto scelto da mister Cappello in questa sfida oggi di andata. Cetraro che nel proprio girone intanto Muro calcia ed ecco la prima vera occasione e anche, mi permetto di dire, la prima paratissima. Si era veramente coordinato molto molto bene. Muro che forse è stato un po' in ombra nella partita precedente, adesso invece ha risposto così con Marchesano che ha fatto subito vedere una gran parata. Pressione alta di La Barbera, palla di ritorno, è veloce Di Maria, di testa alla lunga, poi La Barbera di Liberto, messi tutti d'accordo. Adesso Muro, adesso diamo anche contezza del quintetto del Cetraro, perché vediamo sicuramente con la maglia numero 9 Ramundo, il pivot titolare, poi vediamo invece un po' più indietro con la 18 Monterosso, vediamo anche Paciola, in porta Marchesano, dicevamo, e poi con la 10 riconosciuto. Questo è insomma il quintetto scelto per iniziare questa trasferta siciliana. Monterosso va dietro, si appoggia da riconosciuto Cafure, e dunque era Cafure, non Ramundo. Il capitano infatti in panchina, ha avuto un piccolo errore nel numero, si era visto un po' male nella magliettina. Intanto Di Maria, lui sì invece che indossa la fascia da capitano e scende dal primo minuto, subito palla a cercare La Torre ma non riesce a servirlo con Monterosso che aveva scortato benissimo. Tra l'altro il Cetraro, cioè stiamo accorgendo adesso, ha anche scritti i nomi sulle magliettine, insomma non è una cosa che hanno tutti. Loro sì, però Marchesano, palla in verticale per Cafure, che forse è anche l'uomo più da tenere d'occhio in questa formazione. Muro, dopo la palla ricevuta da Diliberto, palla in verticale, trova l'aggancio di Di Maria, bello qui lo stop, punta Paciola, vuole rientrare, c'è anche Cafure che gli dà una mano, palla centralmente, La Torre, vediamo il tacco Di Maria, sfonda addirittura riconosciuto, poi l'anticipo, Muro è veloce però si mette davanti con il corpo ed è molto bravo anche perché Cafure è un giocatore che tende sempre a fare quel genere di occasione. Di Maria gioca al secondo palo, palla che non passa, Muro, ricordiamo, tanto Muro fa calciare verso la porta, trova però l'opposizione di Paciola. Dicevamo, abbiamo adesso un piccolo momento forse di break, sono due tempi da 20 minuti, dunque 40 totali, tempo effettivo, ma lo sapete ormai è una regola ormai ben nota e anche abbastanza da diversi anni nel mondo della Serie B e anche nel mondo della Serie C1 da 2 anni in particolar modo. La Torre per la conclusione di Di Maria, e qui La Torre aveva fatto secondo me un gran lavoro da pivot, cercando poi il destro immediato da parte di Capitan Marco Di Maria. Non ha trovato la porta, però insomma Mistral, a differenza dello scorso match contro la Cireale, sembra voler dire che almeno cominciando vuole dominare la partita.
Monterosso, Cafure, scambiano i due, punta, guarda tra gli occhi Thomas La Barbera, autore di grandi partite nei turni precedenti contro Cus ma anche contro la Cireale. Panchina per Dell'Aria che, ricordiamo, nell'ultimo match contro la Cireale era uscito per un piccolo infortunio. Oggi lo vediamo in panchina e questa è una bella notizia, ma vediamo se Mister Cappello effettivamente gli darà spazio o se invece non lo rischierà e forse lo terrà per la gara di ritorno. Vediamo, questo lo scopriremo solo vivendo. Riconosciuto, fermato dal duo Muro, La Barbera avanza, l'ex Villaurea, adesso Di Maria, guarda ancora La Barbera, di ritorno con l'esterno, Di Maria si ferma, La Barbera, con un tunnel sul Monterosso che poi un po' si arrabbia con se stesso, pensando quasi di poter prendere pure questa palla, non c'è però arrivato, ecco, giusto comunque una rimessa laterale. La Barbera, Di Maria, palla in coda sotto la suola, Muro, vediamo se si accende perché poco fa lo ha fatto e Marchesano gli ha subito detto di no, però con un tiro dei suoi, nel frattempo rimessa laterale Bianca, secondo me forse poteva esserci stato un ultimo tocco di riconosciuto, così però non per il dito di cane. Intanto Monterosso scambia, Cafure in mezzo a due, la Torre fa un gran lavoro, poi Muro, intervento, secondo me questo invece sul pallone. Conosciamo anche il trio arbitrale, partiamo da Valerio Di Rosa, poi Nicola Bucceroni e infine come crono Carlo Girone. Questo è il trio arbitrale di oggi che ci terrà compagnia in questo pomeriggio al Paloreto alle ore 2:30. Ricordiamo che era iniziata con tanta puntualità. 0-0 il risultato, chiaramente ricordiamo 2 tempi da 20 minuti, 40 totali dunque, e poi ricordiamo anche che ci sarà pure una gara di ritorno, quindi insomma oggi non avremo la squadra che poi arriverà in finale tra Mistral Lecce e Taro. Intanto qui ottima la giocata di La Torre che vede Di Maria, palla sbagliata però di La Torre, un errore non da lui secondo me, un giocatore come lui deve toccarla meglio quella palla. Riconosciuto, scarica su Monterosso, La Torre ruba ancora il pallone, La Torre, il dribbling, si è girato e Marchesano fa un miracolo assoluto, non ha parato con le mani, ha parato con il corpo. Qui La Torre ha fatto il massimo perché sapeva che se avesse calciato probabilmente Marchesano avrebbe risposto presente, ha detto io provo a saltarlo, però poi anche in quel caso la risposta è sempre presente da parte del portiere. Di Maria va dietro, Muro, vediamo se si coordina per calciare, tenta invece un servizio verso Di Maria, La Torre, vediamo se fa cerca il mancino, Di Maria pressato da solito lavoro difensivo ottimo e si riparte adesso con La Barbera che riesce a puntarlo, Cafure vede dall'altra parte, è una bella idea quella su riconosciuto, che va a chiedere subito scusa, nel frattempo si riscalda Mendola, ma non è l'unico perché anche Fuentes dovrebbe fare il suo ingresso. La Barbera, Muro, c'è centralmente La Torre, si va da Di Maria, viene servito in questo momento l'attaccante Di Maria, la tiene lui vicino ai piedi, è stato un po' rischioso perché c'era Cafure pronto a intervenire, Muro però è glaciale, palla in cassaforte con lui. La Barbera, adesso La Torre scarica su Muro di prima esterno, poi La Barbera fa una grande idea verso La Torre. Dopo nell'ultima gara contro la Cireale una giocata simile mise proprio La Torre a tu per tu col portiere. Nel frattempo sta per entrare Rovito in casa Cetraro, prima al posto di chi, perché anzi no, è appena entrato Cetraro, posto, tanto Rovito va sul mancino chiuso da Capitan Di Maria, posto di riconosciuto e poi dentro Fuentes per La Barbera. Insomma anche Mister Cappello fa tanti cambi, vuole giocarseli questi cambi perché sa che una partita come questa si gioca a ritmi veramente tanto alti, quindi insomma cambiare più e più volte il giocatore all'interno del rettangolo di gioco può soltanto che essere una cosa positiva, anche perché il livello comunque non si abbassa mai. Marchesano va a calciare col mancino, niente da fare però. Muro, finta e controfinta, poi con l'esterno cerca di imbucare dalle parti di Fuentes, c'è Rovito che però fa un buon lavoro,
sotto lo sguardo da parte della panchina di mister Cappello, con Mendola che è pronto a entrare sicuramente per la torre. Ormai le rotazioni le conosciamo abbastanza bene. Entra Mendola, esce la torre, questo è il cambio classico. Muro, Di Maria, la torre, Di Maria, Fuentes, Cappello vuole dei movimenti che però non arrivano. Muro contro Rovito, lo punta centralmente, scambia con la torre che infatti lascia il terreno di gioco all'ingresso di Mendola. E poi fuori anche Cafure, Gerbasi con la 99 come Fant'Antonio Cassano, chissà che magari non sia per lui. Rovito, c'è l'inserimento di Monterosso, lo serve adesso, poi c'è quella palla al secondo palo proprio nell'entrata Gerbasi, che però ha attaccato giustamente il secondo palo. E quindi rimessa laterale con Di Maria che va con la punta a lungo da Mendola, lo spinge un po' e poi si scontra con Paciola, non c'è nulla per Vittorica. Secondo me poteva anche starci forse un intervento irregolare. Rovito di prima per Paciola, Di Maria inizia con le sue classiche scivolate. Vittorica ha detto di stare attento con le scivolate e se non ho capito male il labiale Di Maria ha detto se gli prendo le gambe è fallo, ok, ma io prendo la palla. Dovrebbe essere stato questo il virgolettato di Di Maria, poi in caso glielo chiediamo. Nel frattempo ottimo il contrasto ancora di Di Maria su Paciola. Si va dietro Rovito, cerca una palla in mezzo forte, Di Maria ancora una volta, poi il rimbalzo non lo favorisce, Gerbasi, gran lavoro, Paciola, lascia lì a Monterosso, il Misal deve cercare di avanzare, Monterosso, Gerbasi, gran lavoro da pivot, la sponda per Paciola che potrebbe calciare, non lo fa in questo momento, lascia lì ancora Monterosso, destro-sinistro, esterno, suona, Rovito, punta, Muro lo salta, poi ruleta, e adesso si rialza Muro che riparte in contropiede, Muro fermato da Paciola e poi cerca un contrasto, Gerbasi che la roba, Gerbasi e poi la tocca o Fuentes su Di Maria, non l'ho capito molto bene, sicuramente calcio d'angolo però. Anzi no, perché Di Liberto batte subito, Mendola l'aggancia, però secondo me calcio d'angolo abbastanza nettamente. È rimessa dal fondo, però è angolo, io qui mi sento di poterlo dire con totale sicurezza, è calcio d'angolo questo perché la tocca o Di Maria o Fuentes, uno dei due comunque l'ha toccata. Inizio forse non positivissimo per la terna arbitrale oggi, che cioè, su qualche azione secondo me ha avuto qualche dubbio di troppo. Intanto Marchesano con le mani, adesso il contasto Monterosso, poi Muro 2 volte di testa e la palla va fuori con Muro che si tocca il volto perché forse ha ricevuto un colpo sul viso. Marchesano chiaramente non l'ha fatta apposta, però comunque il contatto sicuramente c'è stato e di conseguenza il gioco va sicuramente fermato. Gerbasi si va dietro da Monterosso, c'è largo Rovito, lo serve adesso con Mendola che va subito a pressare alto. Ramundo è entrato in questo istante al posto di Paciola. Adesso vediamo dove si posiziona il numero 9, tanto rischia tanto Monterosso. Gerbasi spalla la porta, cerca l'aggancio immediato, poi Monterosso nasconde il pallone a Muro. Gerbasi, ancora Monterosso, Gerbasi, tacco, Rovito, si complica tanto la vita con... Intanto Di Torigara sta rimproverando Muro, forse per qualche cosa, palla lontana credo. Tempo anche Mister Isgro, il secondo di Mister Cappello, sta discutendo, ha detto a Di Maria di darla dietro Di Liberto perché si ricomincia col portiere. Di Liberto, Muro, pressione di Monterosso, Di Maria, avanza Ramundo, non lo serve però
sulla profondità, in questo caso a Mendola, quindi si riparte con Gervasi, palla vicino per Monterosso, Di Maria, tiro troppo debole, quello del 18 in maglia bianca, che poi dice ai compagni di stare un po' più in silenzio e di ascoltare forse le sue direttive. Monterosso va dietro, Rovito calcia molto male perché qui strozza il suo destro e poi torna immediatamente dietro perché Mendola va subito a prendersi la posizione che conosce bene, ovvero quella sulla profondità. Muro, Di Maria, c'è Gervasi avanti, ma anche una pressione abbastanza alta da parte del Cetraro, che però adesso un po' attende quando siamo arrivati praticamente a metà della prima frazione di gioco. Muro, pressione alta, dribbling di Muro, magia di Muro che nasconde il pallone e passa. Muro con la punta! E qui se l'è divorato totalmente, ma la giocata di Muro secondo me rimane. Adesso chiama pure il cambio perché rientra Thomas La Barbera. Monterosso guarda Di Maria dritto negli occhi, palla dall'altro lato, Ramundo, c'è Gervasi, non lo serve, si va da Rovito, contrasto con Mendola, bello quell'anticipo da parte di La Barbera, magia ancora di Thomas La Barbera, che avanza La Barbera, la paratissima di Marchesano con la punta, ci ho provato l'ex Villaura, poi dall'altra parte Ramundo si dimentica il pallone, poi arriva il recupero di Fuentes. Al momento più Mistral che Cetraro, con il Marchesano che già in 2 occasioni la porta l'ha chiusa e anche molto bene. Poi Di Liberto blocca, vediamo se cerca subito una palla lunga, lo fa con Di Maria, non tanto lunga in realtà questa palla, intanto la Torre è pronta a subentrare ancora. La Barbera, Fuentes, non si è ancora acceso il 10, perché ha fatto un gol bellissimo contro la Cireale, scambiando con la Torre, poi destro imparabile sotto la traversa. Nel frattempo parlavamo di La Torre ed ecco che rientra ancora in campo. Al posto di Mendola c'è un altro cambio con Cafure che subentra, intanto Marchesano si prende la palla il portiere, lui che sappiamo avere anche il vizietto del gol e infatti calcia non benissimo secondo me. Di Liberto forse non si aspettava una conclusione sul primo palo, si aspettava maggiormente sul secondo, l'ha un po' sorpreso, trova comunque il calcio d'angolo. E quindi corner con Ramundo che mette palla dietro per la conclusione improvvisa da parte di riconosciuto appena entrato, però da quella parte, dall'altra, c'è Di Liberto che come sempre fa un miracolo. Parata fantasmagorica da parte del portiere, ma non è la prima volta che lo fa in questa stagione. Poi conclusione ancora Di Liberto col tacco, poi Di Liberto ancora, quasi come se fosse a mare, si butta serenamente sul parquet del Paloreto. Le ginocchiere qui lo salvano tanto secondo me, che ha fatto un tuffo incredibile lì. Se non hai le ginocchiere secondo me ti fai anche un po' male, però lui conosce questo campo meglio di casa sua e quindi sa come tuffarsi chiaramente. Nel frattempo non può passare il pallone perché è stato un retropassaggio, non la poteva ritoccare, si lamenta molto Marchesano però perché dice che era passato forse il centrocampo. La Torre ha già sistemato il pallone però e Marchesano è molto arrabbiato e anche il tecnico dice non puoi fischiare questo fallo in diretto, quindi punizione in 2. Nel frattempo c'è una punizione così e guardate chi rientra in campo, chiaramente Muro perché batterà lui, non poniamo nemmeno le altre opzioni, va Muro sicuramente. È un po' più spostato. Nel frattempo si riscalda Perri, e anche
Di Liberto è avanzato però. Allora è uscito Di Maria e è rientrato Muro. Poi c'è sempre la Torre, c'è la Barbera, però no, perché la Barbera adesso lascia il campo a Mendola, perché vuole spingere con questa azione. In realtà in campo anche Gerbasi dall'altro lato. Non c'è riconosciuto, per questo è stato il cambio, sì. Mendola sul palo, appoggio per Muro che calcia addosso a Gerbasi. Ecco perché è entrato Gerbasi, per difendere quel palo, e lo fa meravigliosamente. E poi riecco in campo Thomas la Barbera per Mendola per questa occasione. Muro, Mendola, c'è che il passaggio sbaglia tutto, riparte Cafure, veloce Cafure, non inquadra la porta e poi viene chiamato anche un time out quando mancano 8:30. Vita bellissima, 0-0, ma come diciamo sempre con solo questi risultati non fatevi ingannare mai dallo 0-0, perché può sembrare una partita noiosa, ma non è così, anzi tutt'altro, che era molto bella, a ritmi tanto alti, che sicuramente non sta facendo annoiare né noi qui che stiamo commentando, né chiaramente i giocatori ma stanno chiaramente giocando. Vediamo se ci sarà qualche cambio sia da un lato che dall'altro. Si rientra nel frattempo sul terreno di gioco con un po' di calma, in realtà entrambe le formazioni lo fa adesso Cetraro, non lo fa ancora il Mista, che sta approfittando di questa pausa. Rientra nel frattempo in campo Paciola, numero 21, classe 2006, con un gran riscaldamento, il quale ha fatto vedere tante qualità. Forse ancora non è riuscito a brillare in questo pomeriggio, ma chiaramente il merito è del Mistral, perché sta difendendo secondo me in maniera impeccabile, non ha praticamente quasi mai concesso delle occasioni per poter attaccare, e quindi va, secondo me, giustamente sottolineato. Fuentes, finta contro finta, grande qualità, si ferma, sterzata, Fuentes va sul destro, Fuentes, e non inquadra la porta, sull'esterno della rete, quasi. Però qui Paciola non ha difeso benissimo, secondo me ha lasciato troppa libertà al 10 maglia nera. Cafure fa un gran lavoro con la Barbera che commette fallo. Tutta l'esperienza di Cafure, che sa come prendersi un calcio di punizione, ha sfruttato il fisico, ha sfruttato l'esperienza, ha sfruttato soprattutto la qualità. Vede Perno e poi però un altro time out, nemmeno il tempo di tornare in campo, che subito ne abbiamo un altro. Adesso sono giocate entrambe le formazioni per questo tempo, non ne avremo più, faremo un'unica tirata tutto d'un fiato, quindi negli ultimi 8:09, che oggi fortunatamente, ma come ben sapete quando si gioca in questo campo è abbastanza visibile sul nostro schermo, e dunque anche se noi non lo diciamo, noi chiaramente ve lo diciamo sempre per aiutarvi, però anche qualora noi dimenticassimo di comunicarvelo, voi comunque potete vederlo benissimo in alto al centro. 8:09, questi sono infatti i minuti rimanenti. Potete anche vedere il numero dei falli, perché ricordiamo è di 1-1, 0-0 invece è il risultato in questa partita. Mister Cappello ne sta approfittando per parlare così, ragazzi, è anche giusto così. Time out è terminato, ha dovuto forse un po' meno rispetto a quello precedente, secondo me. Sì. No, e adesso c'è un fischio, secondo me, che ci ha un attimo confusi, non so per quale motivo l'abbiano fatto, perché in realtà è la sirena che comanda. Nel frattempo si mette in barriera sia Muro che la Torre, con Fuentes staccato sul palo invece la Barbera, Di Liberto chiaramente tra i pali. Paciola si mette invece sul lato di sinistra, vediamo Cafure andare a dar fastidio sicuramente a Di Liberto. Poi c'è Rovito, ma c'è soprattutto Riconosciuto, che secondo me per la rincorsa vuole calciare. Vediamo, è uno schema per Paciola che calcia,
e non trova la porta, troppo libero però il 21. Chi dice ai compagni che ha provato a fare il massimo non ha inquadrato la porta, però bello schino adesso. Diliberto lascia il pallone a Thomas Labarbera, nel frattempo è pronto a rientrare Capitan Di Maria, forse per Labarbera. Muro, Fuentes si ferma, bella qui l'idea, poi la Torre alle spalle, passaggio da dimenticare, Muro va comunque a prendere, rischia tanto Muro, poi Dribbling che perde il pallone, può calciare riconosciuto Diliberto e la palla non entra, l'ha toccata secondo me con l'addome, però che rischio qui Muro, che chiede fatti subito scusi. Inizia lo show di Diliberto, Labarbera, la Torre spalla a spalla, anche qui secondo me qualche dubbio. Nel frattempo dentro Di Maria, fuori Fuentes, quindi Labarbera e Di Maria saranno quelli un po' più difensivi, con Muro che credo che avanzerà un po' di più, perché ha delle qualità Muro che deve sfruttarle secondo me negli ultimi metri, sono quelle chiaramente sue preferite perché ha un rapporto col gol che è ottimo. Cafure dopo l'intercetto palla, poi Di Maria scambia con Muro che non aggancia il pallone e Di Maria fa cenno di avanzare. Ma Paciola a battere, si inserisce il Rovito, si va dietro da Marchesano. Centrale, la sponda non forse volontario, la fa adesso Cafure, Di Maria si mette davanti, Rovito, Paciola rischia tanto con questa palla con il Marchesano, però la palla è comunque passata, c'erano sia la Torre che Muro, insomma non due clienti facili. Riconosciuto con il mancino, cerca di trovare lo spazio, lo spiraglio, Paciola lo insegue, però la Torre si va dal Rovito un po' in confusione, infatti vi sbaglia il tocco. Nel frattempo deve allungare la squadra la Torre, lo fa adesso Diliberto da Di Maria, anzi no, non era rimessa. Diliberto prende tutto lo spazio oltre il centrocampo, può stare quanto vuole adesso, fa calciare Diliberto, tanta potenza, precisione non era poca, però era un po' difficile lì. Cafure lo spinge un po' la Torre, tutto regolare, però insomma quando si mette in quel tipo di atteggiamento Cafure non gliela levi mai. Riconosciuto, c'è uno spiraglio, il dribbling che non passa e riparte la Torre, qui sbaglia il passaggio, scivola Cafure, si riparte a 1000 con Rovito, si ferma la Torre ancora, poi fuori Cafure, dentro Gervasi. Gara complicata per i pivot in casa Cetraro perché c'è veramente tanta difficoltà, secondo me gran merito è dei centrali del mister, in questo caso Labarbera ma anche Di Maria, si sono alternati in questa posizione, ma più Labarbera perché Di Maria gioca un po' più laterale. Gervasi, Monterosso di prima, Paciola, Gervasi la traversa, occasionissima, adesso è questa la cosa più importante. Riconosciuto, va dietro Marchesano, potrebbe provarlo da fuori e anche lui, quindi Diliberto si arrabbia un po' perché voleva calciare subito, lo conosciamo, e invece la rete gli ha detto che non l'avrebbe fatto. Nel frattempo è pronto ad entrare Mendola per vediamo per chi in realtà, perché è entrato Fuentes, forse per Labarbera o per Muro secondo me, perché Di Maria entra da poco. Fuentes, spalle alla porta molto molto bene. Muro deve puntare, riconosciuto, è veloce, Muro va sul sinistro nel suo piede, Paciola poi sfonda totalmente il giovane 21 maglia bianca.
quando mancano 4,53 alla fine del primo tempo di gioco. Di Maria, non c'è lo spazio per poter calciare. Fuentes in mezzo a due Gervasi, dà fastidio, riesce anche a rubare il pallone, poi lo lascia lì. Fuentes, salta l'uomo, Fuentes rimane lì, poi la Barbera non calcia, che però si arrabbia tanto con Fuentes, ma secondo me la giocata è stata giusta, perché tutti aspettavano il passaggio e lui invece ha provato un dribbling in più e il tiro, era giusta secondo me. Nel frattempo è rientrato in campo Mendola al posto proprio di Muro. Avevamo pensato a questo cambio per permettere a Muro di farsi forse gli ultimi 2 minuti. Riconosciuto con Di Maria, gara molto corretta, 2 falli da un lato, 1 dall'altro. C'è tanto agonismo, c'è tanta intensità, tanti contrasti anche duri possiamo dire, però comunque sempre tutto in modo regolare. Pacciola, vediamo se punta Fuentes, si ferma, sterzata, va da Monterosso, finta contro finta ancora anche per il 18, che si appoggia da Riconosciuto, deve puntare Di Maria, Riconosciuto, va dietro Monterosso, non rischia nulla, gioca anche un po' con il cronometro, Pacciola, finta, va sul mancino, deviazione? No. E Mendola va subito a prendere posizione, tanto dentro Perri. Di Maria subito contro Perri. C'è anche Gervasi, ma torna dietro dalla Barbera, saggiamente. Monterosso, Fuentes lavora sul pallone, poi Monterosso avanza, cerca un tocco verso Gervasi, palla che passa adesso, Gervasi la controlla, potrebbe calciare, poi cerca invece Perri il tiro. Ecco Di Liberto. Tiro non irresistibile secondo me quello di Perri. E poi fuori Pacciola, dentro Rovito che ha giocato veramente tanti minuti, secondo me adesso metterà Rovito centrale e poi Monterosso invece lo vedremo un pizzichino più avanti. Vediamo. Va Rovito al volo. Impatta bene però, insomma, troppa potenza. Tanto si riscalda Orlando che potrebbe essere uno dei prossimi cambi. Secondo me sull'esterno potrebbe essere una soluzione interessante. Di Maria, la Barbera si gira Monterosso, scambia con Mendola, ma il campo è finito. Perri, Monterosso, c'è Marchesano, palla a tagliare, la controlla, potrebbe anche calciare, poi si ferma sterzato su Mendola. Non se ne sente di calciare Perri, Gervasi di prima, ancora Marchesano, mancano 3 minuti, Perri torna in porta, Monterosso vede il taglio, Gervasi fallo sulla Barbera. Non è d'accordo però il 99. E poi Orlando è vicino a Mister Cappello, credo sarà il prossimo cambio. Poi Di Liberto si prende il pallone, andrà forse lungo, vediamo, no, va corto da Capitano Di Maria, scelta mai sbagliata, da lui lungo, Mendola con Perri, Gervasi, Marchesano, Di Maria di testa. Monterosso, Perri, Monterosso rischia tanto qui. E poi arriva a lungo, Gervasi con il petto, Di Maria quasi anticipa Monterosso e poi prende velocità Monterosso. Gran giocata, Monterosso, la Barbera scivolata, perfetto. Poi cambio dentro Orlando e Muro per la Barbera e Mendola, quindi Orlando fa il pivot adesso.
va dietro Rovito, con anticipo, segue Orlando, Monterosso, ecco il contrasto di Fuentes, va giù Orlando, e qui c'è punizione, e forse anche giallo, sì. Giallo corretto per Monterosso che ha fermato Orlando, che si stava sovrapponendo benissimo alla proiezione offensiva di Fuentes. Giusto il cartellino, giusto la punizione, giusto tutto. Quando mancano 2 minuti alla fine della prima frazione di gioco, gara molto divertente, 0-0, ma tante occasioni sia da un lato che dall'altro, con Marchesano e Di Liberto che hanno risposto presenti. La questione più grossa però l'ha avuta Gervasi con quella traversa che secondo me ancora sta un po' tremando. È uno schema, non va Muro, va Di Maria, Muro si allarga, scivolata di Rovito. E poi Mister Capello chiama Di Maria, forse per andare un po' più dietro, ma nel frattempo bisogna un attimino lucidare il meraviglioso parquet del Palaureto. Palla su Fuentes, si può ricominciare a giocare quando mancano 2 minuti. Va da Di Maria, vuole allungarsi il pallone, scelta non giustissima, però calcio d'angolo. È la scelta giusta di Di Maria, che rimanga quello che ho detto. Sale Muro, fuori c'è Fuentes, c'è da vedere anche Orlando, va di ritorno Di Maria, Orlando lotta e ancora calcio d'angolo. Anzi no, rimessa al fondo. Poi di ritorno Rovito e la palla non entra, con sembra una spinta che c'è stata. E poi di Liberto con Fuentes che non è d'accordo. Si chiedeva un calcio d'angolo secondo me per il mister, perché ci poteva anche stare. Muro va lungo troppo addosso a Marchesano, adesso va lungo anche lui. Gervasi mette giù la palla a Rovito, poi Monterosso che è carico di un giallo, ricordiamo, poi di prima l'aggaggio Gervasi, Di Maria con un braccio che si autodenuncia, gesto di sportività di Di Maria che si becca gli applausi meritatissimi, però ancora una volta il tiro arbitrale secondo me qualche errore di troppo quest'oggi lo stanno facendo, perché qui anche il braccio di Di Maria secondo me era abbastanza netto, però fortunatamente ci sono giocatori come Di Maria che però sanno di avere commesso un'irregolarità e lo dicono subito, dando la rimessa proprio agli avversari. Bel gesto. Di Maria, Fuentes, Perry lo guarda negli occhi, poi Orlando, Fuentes, Di Maria, Muro deve puntare, Rovito, vediamo se lo fa. Muro destro-sinistro, sceglie l'interno, Muro deve calciare, Rovito lo va a prendere, lo aggancia, Rovito! Una deviazione di Fuentes, mette fuori il gioco, fuori di Liberto, vantaggio Cetraro, 0-1. E poi fuori Fuentes, dentro la torre.
con Orlando che va a fare il laterale, chiaramente, e la torre il pivot. Di Maria contro Perry, si ferma, sterza touch, Orlando vicino a lui, la torre si fa vedere, la torre José segue il suo mancino, tiri su Gervasi, poi tacco, Murò contro Gervasi, José lo punta, destro-sinistro, c'è l'interno, ancora una volta, lo guarda da lontano Monterosso, Murò vuole scattare, poi torna dietro da Di Liberto. Prende controtempo, Gervasi, questa c'è anche la trattenuta. Quando mancano 15 secondi, Di Maria, Podevo se caccia, finta contro finta, scatto di Orlando, libera il mancino, la torre, poi Monterosso va a terra, Di Maria si continua ancora, scivola di la torre sul pallone, poi Murò, mancano 2 secondi, Gervasi sul gong, dice il primo tempo. Era bellissima, si lamenta il mister perché voleva un calcio di punizione, ma c'è stato anche il gong, la sirena, e dunque bisogna attendere il secondo tempo per continuare a giocare. Nel frattempo noi vi ricordiamo e vi invitiamo chiaramente a rimanere qui, perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo! È stata la partita di un amico prima che di un ex giocatore. Gabriele, vittima di omicidio a Pavia, è stato ricordato con tutto l'affetto possibile a Favara, dove è nato e cresciuto. Fiori e omaggi per la famiglia dalla curva nord del Giovanni Brucoleri, dalla Castrum Favara e dall'Enna. Il Favara la salvezza nel girone I di Serie D la dedica a lui, conquistata una settimana fa a Paternò con un 3-1. L'Enna, reduce dall'1-0 subito in casa con la Gelbison, la festeggia oltre il fischio finale. Il match della 34esima e ultima giornata termina 2-2, attendendo e festeggiando per la sconfitta del Ragusa, che sarà costretto a fare i play-out rispetto ai gialloverdi. Infantino non cambia il proprio 11 titolare, idem per Cimino, tranne in difesa con Gabrieli, e proprio lui al quinto minuto manda nella propria porta un lancio di Dadic, autogol, il Favara passa, l'Enna risponde, distratto crossa e mette i brividi a Di Silvestro, attivo a respingere il tentativo di Frankie Ciaunà. Enna più motivato a vincere, ma il Favara c'è, lanza per Varela di testa, centrale per Mangano, il contropiede, però fa male, verticalizzazione di Frankie Ciaunà per distratto in posizione regolare per la terna. L'Enna pareggia con il classe 2007 prodotto del Napoli, 10° gol in campionato, 1-1 al 40°, al primo minuto di recupero c'è il bis, Zerillo in mezzo, De Mine non allontana, c'è Frank Ciaunà per il 2-1, sono 14 in campionato e palma di capocannoniere del girone al suo primo anno tra i grandi, e nel secondo tempo non si accontenta, ma da pochi passi, manda alto. Il Favara vuole chiudere in bellezza l'anno, Lanza chiama al volo Mangano, ma De Min rischia di pareggiare il conto con gli autogol. L'Enna decide di provarci dalla distanza, ma è poco fortunato, così come Zerillo davanti la porta, con la potenza. Varela reclama un contatto che per Leone di Avezzano non c'è, Privitera dalla panchina sfiora il palo, intanto Di Silvestro salva su Frank Ciaunà, minuto 88, punizione per il Favara, parte Ecegoyen, il 2-2 è dell'argentino al primo gol in campionato, ci potrebbe essere la controrimonta di Tripicchio, pallone alto, finisce così 2-2, Favara dunque 11° a 38 punti, Enna 12° a 36, tutti salvi appena sopra la zona play-out per un altro anno in Serie D. Amici di Sportissimi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Vito Di Marco di Cammarata. Questa è Camarat San Giorgio Piana, gara valida per la semifinale playoff promozione del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Di Suola controlla su Sannasardo e poi su Neri, poi il pallone verso Pierce, ancora Pierce, pensa il tiro, Pierce calcia, pallone fuori di pochissimo, prima occasione all'11° minuto, tra i piedi di Nacho Pierce, finta l'intervento e trae in inganno Guadalupo, Diacate, Sannasardo a cercare Passero, pallone messo al centro da Secan, pallone per Fefe Maia, pallone fuori di un soffio, touche di Guadalupo, pallone a cercare Pierce che di testa interviene e poi c'è la rete
di Capitan Baio, ma c'è fuori gioco. Dolenti la fa sua, calcia subito in avanti a cercare uno tra Pierce e Pisciotta. Pisciotta, Moulet salta di testa, Pierce di petto, nuovamente da Pisciotta, Moulet va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, tunnel di Pisciotta su Candela, di Romana, pallone messo da Pierce che interviene di testa e c'è il gol, Nacho Pierce, 1-0 Camarat, vantaggio del Camarat al 35esimo minuto, neanche a dirlo, il solito Nacho Pierce, 1-0. Tanti giocatori del Camarat dentro, ci fa vedere Osvaldo, Pane andrà al centro da Pierce, pallone fuori di poco, sfiora la doppietta Nacho Pierce, sfiora il raddoppio del Camarat al 43esimo. Pallone messo subito da Diakate che calcia, pallone che fa tutta la linea di porta e non entra, ma brivido, battuto subito da Amaya questo angolo. Diakate per poco non trova il pari, anzi gioca subito Lamin perché il pallone non era uscito. Allora Sannasardo calcia in avanti a cercare Secan che col petto va da Sannasardo, nuovamente da Secan, Baio, pallone per Amaya che calcia, palo con il tocco di Dolenti, doppia occasione per il Piana, riesce a farla sua e pallone che arriva in tutta tranquillità. Osvaldo che può salire, scambia con Pisciotta, il controllo non è dei migliori. Pisciotta pensa al sinistro, calcia, parata di Lamin e traversa, si salva il San Giorgio con intervento di Lamin. Amaya di petto da Secan rovesciata, per poco non trova la porta Secan. Pallone verso Diakate che va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, può ripartire del Camarat con Osvaldo che prova a far partire Pisciotta che mette giù, Pisciotta calcia, Lamin in due tempi, pallone messo al centro verso Giannone, pallone per Martinez che la cicca, Dolenti si salva, pallone in direzione Secan, allontana di Romana. Non ci pensa su due volte, però sbaglia il passaggio in direzione Pierce. Allora Giannone può calciare. Gol di Giannone che pareggia al 68esimo con una conclusione dalla distanza che inganna Dolenti ed è 1-1 ed è gol favoloso di Giannone. Intervento allora Barbara che gioca verso Martinez. Martinez può mettere giù, può calciare Martinez. Pallone che termina sul fondo. E allora Pisciotta che prova a far partire Pierce, rimbalzo, controllo di petto, poi rientra, sfida Gaglio, vede arrivare Pisciotta, Marchica prova la sovrapposizione, allora Pisciotta, pallone nuovamente a Pierce dopo la deviazione di Gaglio, Pierce la mette al centro da Guadalupo che può calciare, gol, Osvaldo, sì scusate, Guadalupo trova il gol delle 2-1. Pallone con spizzata, attenzione qua Pisciotta che ha la possibilità di andare in avanti, Pane, colpo di tacco, pallone per Cuffaro, c'è Marchica tutto solo, Marchica a tu per tu con Lamin, tocca Moulet, recupera ancora qualche istante, non c'è più tempo, il Camarat è in finale playoff, batte 2-1 il San Giorgio Piana e allora il Camarat potrà proseguire nel proprio sogno promozione. Amici di Sportisini, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genuso pronto per commentarvi questa bellissima sfida playoff Serie B che vede scendere in campo Missal Palermo e Drago Acireale. Anzi, vediamo se calcia perché poteva esserci forse la possibilità. Longo apparecchia per Marletta, destro-sinistro, va sul mancino e non sbaglia Marletta che sblocca subito il risultato. La giocata per uscire dalla pressione di Liberto, dentro un sombrero, poi di testa sbaglia tutto da Rigo e la palla non qui, palla era nettamente fuori. Marletta soluzione in mancina di ritorno ancora di Liberto, sbaglia tutto
Di Maria con l'esterno si appoggia, Dell'Ara rientra bene, poi l'appoggio, Di Maria palo! E questa è tanta sfortuna però per il Mestral. Muro, ce l'ha trovato la Barbera allo spazio, Muro calcia! E poi la paratissima di Tornatore, forse c'è stata una deviazione però. Se farlo prima, Vedoveli, palla che passa, poi con l'esterno, ancora Fuentes, torre regolare, Fuentes salta al primo e poi viene falciato da dietro. Questo match ci sta, poi La Torre! Il pareggio di La Torre! Però secondo me c'è un fallo grande contro la casa prima. Si lamentavano perché si chiedeva che il Tornatore fosse... Tanto va Vedoveli ancora di Liberto! E poi la palla entra in porta! Dal nulla Vedoveli fa 2-1! Muro, guarda gli avversari, poi La Torre! Chi se l'è divolato? Mettiamo un'altra palla, un'altra azione per il Mestral. Questa è veramente incredibile. Muro ha fatto una giocata fantasmagorica. Un uomo quasi completamente libero. La Torre fa un gran lavoro, va sul mancino! Cosa ha fatto La Torre? Ha nascosto la palla! E sinistro chirurgico, pareggio misto. Di Maria rischia il fallo, poi tocca ancora! E qui si è divolato Marletta. Per Marletta del secondo palo da Rego di Liberto, super, poi Longo ancora sul secondo palo, la Barbera e poi di Liberto non riesce a tenerla in campo. Il gol di Darrigo, esultanza con il cuore verso la telecamera e fa il gol del 2-3. Allora non me ne voglia Darrigo, che ha fatto sicuramente un gol importantissimo, ma secondo me gran parte del merito è di Longo, perché da lì credo che oserei dire 9 su 1. Sceglie l'interno, non c'è ancora il fallo, si continua. Darrigo salta di Liberto, che parata ancora! Giare dell'area non passa. Longo, Mancini intelligente verso Tosto che può cercare la porta. Fallo ancora, adesso è la Ciriale che ha più occasioni. Che cerca uno spiraglio, ma al momento sembra quasi non esserci. Fuentes lo trova adesso, La Torre, Fuentes! Ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto Fuentes e La Torre? Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bellissima serie tra Mestral e Cetraro, risultato di 0-1. Vediamo le formazioni. Lato Mestral c'è sicuramente di Liberto, la Barbera, Muro, Di Maria e La Torre. Da invece abbiamo Cafure riconosciuto, Paciola, Monterosso e Marchesano. Insomma, sono gli stessi 10 sì, che hanno iniziato il primo tempo. Quindi insomma, da questo punto di vista non ci sono cambiamenti. E quindi si ricomincerà con questo stesso doppio quintetto, chiamiamolo così. Si ricomincia quindi con Paciola e Monterosso. Marchesano si vuole sempre coinvolgere il portiere, perché sappiamo essere effettivamente una mossa super utile. Intanto Muro intercetta il pallone sotto lo sguardo del pubblico, che riconsegna subito il pallone. Ha riconosciuto Marchesano. Sicuramente l'ausilio del portiere porterà chiaramente ad avere anche giocare un po' con il cronometro. Muro, Di Maria, palla sulla Torre, troppo profonda, c'era comunque Monterosso pronto ad intervenire immediatamente. Paciola, La Torre, poi Marchesano non la blocca, o meglio lo fa in due tempi. Riconosciuto, vuole dribblare Di Maria, ma è un osso durissimo, cerca Paciola, fa di ritorno, ancora riconosciuto, morbidissimo per Cafure, poi la Barbera croata
giganteggia, mette ordine, poi Muro, primo dribbling che riesce, il secondo lo lascia invece a Thomas La Barbera, che potrebbe anche cercare una conclusione. Vediamo, si appoggia, la torre va giù, Faggiola ma chiedegli scusa, quindi forse il tocco c'è stato. Muro, velocissimo, Muro fa tutto bene, Muro sul mancino, fa la giustizia per la torre, era un cioccolatino quello di Muro, bisognava soltanto scartarlo, non l'ha fatto il mister. Marchesano va lungolinea da nessuno, però quindi regala il pallone al Mistral. La torre sul sinistro, non riesce a coordinarsi per calciare con Marchesano che va subito lungo da Monterosso, non riesce a prendere La Barbera e poi Cafure batte di Liberto e 0-2 l'esultanza del Nono. Questa è una doccia freddissima, perché sembra che il Mistral volesse recuperare fin da subito, il gol è preso, ma questo gol di Cafure adesso rischia veramente di creare delle emozioni negative. Mister Cappello infatti in panchina molto sconsolato, però c'è ancora una partita, oltre alla gara di ritorno chiaramente altri 18 minuti. Muro di Liberto, palla lunga verso La Barbera, troppo lunga. Il conteggio poi di Liberto, il signor Lirosa aveva contato i secondi, la torre va dietro dalla Barbera, Muro, Di Maria, ecco Muro, e poi l'utilità di Cafure, credo, no, di Muro. Marchesano non perfetto, poi Di Maria deve battere subito, va dietro dalla Barbera che ci ha provato, fatto bene a farlo, col portiere fuori dai pali devi provarle queste conclusioni, perché per i piedi che hanno i giocatori del Mistral, quindi La Barbera, Muro, la torre, Di Maria, insomma potremmo dirli tutti in realtà, quel tipo di occasioni secondo me devi sempre provare. Muro, Di Maria alle spalle, poi La Barbera il lancio con il Monterosso che qui con un pizzico anche di Sara Follia lascia passare quel pallone. Faggiola trova da quella parte proprio Monterosso che può puntare la torre, è sempre molto utile in quel tipo di lavoro. Di Maria, la torre ancora in mezzo a due, ma a terra non c'è nulla. Riconosciuto, si appoggia dietro da Cafure, autore del gol dello 0-2. Prima è stato fatto da Rovito, Cafure si gira benissimo sull'arrivo degli avversari, lo fa ancora una volta, Roletta, poi Muro intercetta, si autolancia, Muro, le vede qua, Muro! Eccolo finalmente! Muro! E noi lo diciamo sempre, quando si accende Muro, sono veramente problemi giganteschi per tutti quanti. E ora secondo me si è acceso Muro con questo gol, il gol nel momento più importante. Di Maria intanto decide la palla ma se la porta fuori. Adesso il Mistral in un momento positivo non deve sbagliare, però La Barbera ottimo nel rientro su Cafure. Adesso Muro, palla in verticale, cercare Di Maria, il capitano la tiene lì con Faggiola, poi la torre va sul destro, lo salta, la torre ancora, Marchesano se l'è trovata sul destro, un mancino naturale come la torre,
però l'abbiamo visto calciare bene anche col destro in realtà nelle scorse partite, ma oggi non è riuscito a dare quella direzione che avrebbe probabilmente voluto. Muro, intanto Di Maria si avvicina alla torre, ma lui preferisce appoggiarsi sull'8, su Muro. Poi la Barbera, e qui forse no. Rientra in campo Rovito nel frattempo, perché secondo me il tecnico si è accorto che in difesa Rovito stava giocando una gran partita e quindi bisognava rimetterlo subito in campo, perché da un equilibrio dietro non indifferente è uscito riconosciuto. Muro, la Barbera, finta contro finta, Di Maria, poi palla fuori sotto gli occhi del signor Di Rosa. Paciola contro la Barbera, lo salta, Paciola la tira lì, Cafure, e la palla esce veramente di un pizzico, un tocco morbidissimo quello dell'attaccante. Poi la Torre la aggancia prima col mento, poi con un pizzico di clavicola secondo me. Monterosso può avanzare, sterzata proprio sulla Torre e si va dietro. Intanto Fuentes e Mendola pronti ad entrare, la Barbera a contrasto, Paciola ancora salta, Di Liberto va giù, non c'è nulla, poi allarga da Di Maria di prima, palla geniale per la Barbera e Marchesano perfetto in uscita. Che bella partita comunque. La Barbera, la Torre, muove la Barbera, prende per una bottiglietta in panchina, c'è Traro, intanto dentro Fuentes e fuori proprio la Barbera, quindi un cambio sicuramente offensivo, perché io credo che adesso o giocherà centrale Fuentes, e comunque un giocatore che si inserisce molto, sicuramente di più rispetto alla Barbera, oppure ci gioca Di Maria come centrale, vediamo. Marchesano, Gerbasi, è entrato anche lui da pochissimo al posto di Cafure. Fuentes, appoggio, Muro, va giù contro Paciola, fallo. E poi Mendola, la Torre, classico cambio. Va Di Maria, scambio con Muro, la Torre. Mendola, Fuentes, Mendola ha preso controtempo anche qui. Rischiosissimo qui Rovito con Marchesano che era fuori dai pali. C'è un passaggio anche un po' forte, però Rovito non ha avuto problemi nell'agganciare. Qui lo rifanno, la palla passa del Marchesano, si aiuta con il petto, gran aggancio, Marchesano, secondo palo Gerbasi, e questa è un'uscita impressionante del calcio a 5, perfetta, con l'esultanza anche di Gerbasi. Assist perfetto da parte di Marchesano, che ha messo un cioccolatino per Gerbasi, che nel primo tempo lo ha sbagliato un gol simile, ma nel secondo ha detto no. Muro, finta contro finta, contro Monterosso, c'è l'interno, Muro deve calciare, deviazione. Muro, Fuentes sceglie il destro, è una scelta giusta, poi Monterosso all'allontanata va Di Liberto. Di Maria, c'è sempre Di Liberto vicino a lui, che chiama il pallone, la controlla, Di Liberto! Marchesano! Di Maria,
Vediamo se Mister Cappello sceglierà di giocare col quinto. Muro sinistro, Murato, poi rimpallo, Marchesano. Subito Gervasi. Gran lavoro come sempre del 99. Facciola, Gervasi tutto solo, c'è il pallone, l'aggancia Gervasi, ancora Gervasi, poi col tacco regala a Muro che deve partire. Muro cerca la velocità, salta Gervasi, poi secondo palo! Il palo di Mendola che lo colpisce pure con il piede. Muro aveva messo una palla deliziosissima. Gervasi, anticipo di Diliberto. Monterosso, Facciola, Gervasi, c'è l'inserimento di Rovito, dall'altro lato c'è un taglio di Monterosso, lo serve adesso in questo momento, poi esterno per Rovito di Liberto, subito parte a 1000 come sempre, poi si ferma, Muro, Di Maria, c'è largo, Fuentes, ma lui preferisce andare da Muro, Di Maria, Mendola, che ha preso un palo gigantesco, Fuentes, finta contro finta, Rovito lo guarda negli occhi, Fuentes ancora. Poi Muro, Gervasi con il petto, poi la calcia e poi se lo prende in piedi. E già. Allora Mamedu, intanto fuori Di Maria, dentro la Barbera. Marchesano, ancora una volta esce il portiere, calcia forte di Liberto che cerca pure la porta, era difficile questa volta. Va Monterosso a battere, subito sempre da Marchesano, con Fuentes quasi da tergicristallo. Monterosso taglia ancora, mette dentro Gervasi, quella Barbera salva un gol. Sta giocando molto molto bene il duello futsal Cetraro. Marchesano va centrale, Gervasi, ottimo l'aggancio, la sponda per Monterosso, dalla Barbera però non si passa, adesso accelera la Barbera con Gervasi che fa un gran lavoro ancora una volta. Che partita di Gervasi comunque. E poi dentro la torre per Mendola, forse Gervasi chiama l'ultima azione, la Barbera l'anticipa col ginocchio addirittura. Monterosso, Rovito, il dribbling proprio su Muro che non lo vuole fare passare, Modagnano rimessa dal fondo. Dentro Cafure, Muro, finta contro finta, poi lo scontro con Cafure, la Barbera, la torre da pivot in mezzo a due, vuole una magia che però non arriva. Marchesano lungo in testa Cafure, poi di Liberto, il rischia tanto con Cafure, poi il sorriso tra i due calciatori. E dunque la Barbera, ecco Muro, va dalla torre, l'anticipo di Monterosso che però è anche l'ultimo a toccare, dunque continua l'azione delle Mistral con Muro che sceglie sempre di andare dalla Barbera a destra, finta contro finta, la Barbera, Muro vuole calciare, vediamo Muro
appoggia la Barbera, non lo fa lui, poi palla in verticale per Cafure che può anche cercare la porta, e per una volta, anzi Ramundo, chiedo scusa, con Diliberto che la mette in calcio d'angolo, dentro Orlando per la Barbera intanto. Vediamo Orlando dove giocherà, credo laterale però. Marchesano, tanto è pronto anche Di Maria. Poi fallo e giallo per Muro. Atterrato Cafure. Ed è punizione al limite, dentro anche riconosciuto. Quindi c'è Rovito, c'è Monterosso, c'è riconosciuto e Cafure. Quindi Ramundo è uscito, è entrato per un'azione circa. Cafure per riconosciuto, addosso però alla muraglia nera. Marchesano, palla lunghissima. Muro. La Torre, spalle alla porta, ce la sono passati di Orlando, si torna però da Muro. Vediamo la giocata dell'8, si appoggia da Fuentes, deve puntare Monterosso, vediamo Fuentes, verso sinistro, appoggia Muro, anche lui contro riconosciuto, c'è un buco centrale, ancora Muro, fermato, laterale. Riconosciuto, poi Fuentes, col mancino, poi palla dentro, allontana Cafure. Poi Diliberto per Muro che non ha visto l'arrivo di Cafure, palla che si alza, poi Cafure, una bomba per Diliberto che l'ha disinnescata. Fuentes, l'ultimo tocco di Cafure ancora. Muro, doppio passo, sceglie il destro, riconosciuto per Cafure. Chiamato il time out intanto, piccolo momento di pausa, invece lo prendiamo pure. Anche per darci un po' d'acqua, chiaramente va sempre molto bene quando si fanno le telecronache. Ne approfittiamo un attimo. Mister Cappello è molto arrabbiato però. Infatti sta parlando con il quintetto titolare, però insomma credo sia un discorso per tutti. Tanto anche Di Maria è pronto ad entrare. Vediamo se effettivamente ci sarà un cambio, perché il capitano effettivamente è pronto. C'è anche Isgro che sta in realtà discutendo tanto. Dunque si ritorna in campo, vediamo sempre Orlando, La Torre, Muro e Di Maria, che Di Maria è entrato al posto di La Barbera, quindi un cambio sicuramente un pizzico più offensivo. Dall'altro invece vediamo sempre Marchesano, vediamo Rovito, Monterosso, riconosciuto e Cafure, quindi nessun cambio. Invece dal lato Cetraro, Orlando va dietro, vediamo se c'era spazio per il quinto di movimento, perché secondo me potrebbe effettivamente esserci tra un po', o potrebbe fare anche Diliberto, che infatti cerca la porta. Palla lunga, cerca di addomesticarlo un po' come viene Rovito, però è un po' complicato. Orlando si appoggia da Muro, c'è lo scatto del 7, viene visto da Muro, gran palla, grande aggancio, Orlando!
E questo è un gol bellissimo! Che palla di Muro! Mamma mia che palla! E noi non vogliamo dire ve l'abbiamo detto, però ve l'avevamo effettivamente detto. Quando Muro si accende arriva sempre un pericolo gigantesco. Anche qui fa un assist fantasmagorico, però intanto sbaglia Di Maria che si prende però calcio di punizione. Dicevamo, Muro alza lo sguardo, guarda, vede Orlando che poi non sbaglia sotto porta. Insomma, gol molto bello, inserimento molto bello, aggancio meraviglioso, assist bellissimo. Orlando si gira ancora, Orlando va giù, non c'è nulla per giustizia di gara, poi la Torre li conquista, la Torre ancora Marchesano, la Torre Orlando, e sempre Marchesano a chiudere, poi Di Liberto, addirittura sulla panchina del centrale, e poi Pagiola a posto di Monterosso che non è felice del cambio, Rovito, Orlando la svirgola, Di Liberto la può chiaramente prendere con le mani perché non è un retropassaggio. Muro, Di Maria di prima per la Torre, ultimo tocco credo sia bianco. Di Maria lascia lì Orlando, no perché la appoggia da Muro. La Torre, c'è Orlando al centro che chiede il pallone, 1-2, vuole girarsi con l'esterno, viene fermato da Pagiola e poi torna dietro però malamente. La Torre, c'è tutto solo, Di Maria lo serve, lo prova a servire anzi. Chiude Cafura, riconosciuto, poi Di Maria la tocca con Cafure che ringrazia comunque il compagno. Marchesano, Orlando non arriva di testa, qui potrebbero essere veramente guai perché Cafure se lì aggancia quella palla, insomma ci ha dimostrato già quest'anno, tutta la stagione in realtà, che quei gol li fa. Muro, la Torre, aggancio non perfetto, va dietro, Muro ancora per Di Maria, palla troppo alta, però meglio gettarla fuori piuttosto che perderla, quindi tanto fuori Muro, dentro Fuentes quando mancano 6:22, 2-3 risultato, verità molto divertente. Marchesano ci va adesso, Orlando vuole calciare da fuori Di Liberto in Bacher di calcio d'angolo comunque per il centrale, con un bambino che rimette la palla in campo. Sempre bello vedere i bambini all'interno dei palazzetti di gioco, il futuro è loro chiaramente. Marchesano quando iniziano anche i primi fischi, riconosciuto la sponda per Cafure che calcia male, poi Orlando di testa, indemoniato, poi Di Maria può ripartire, Di Maria, Marchesano sul primo palo, perfetto. Di Maria ancora in mezzo, deviazione, riconosciuto, si ferma saggiamente, Rovito, Pagiola non aggancia, adesso c'è che un pizzico di paura, la Torre, Orlando ha cambiato la partita da quando è entrato il 7. Di Maria punta a Rovito, va dall'altro lato, sa che c'è Fuentes, Di Maria non c'è lo spazio, trova Orlando, destro-sinistro va sul mancino, calcia l'aria, riparte Cafure, Di Maria ancora lo abbatte Cafure, Orlando poi riconosciuto ancora, riconosciuto, fa 2-4, ha messo a sedere praticamente tutti. Dei 2-4 c'è anche un cambio perché rientra in campo la Barbera, esce Orlando. C'è Cafure fuori
per Crampi, si è alzato adesso. Intanto anche Ramundo, capitano, così come Gervasi. La Barbera perde il pallone, Gervasi, la Barbera ancora, come contrasta la Barbera che poi apre per la torre fermato, ma c'era un fallo prima, perché un giallo per Gervasi che dice è giusto così. Sulla lunetta sarà quindi calcio d'angolo con la Torre pronta a battere. Un po' strano vedere battere la Torre però. Fuentes lo guarda Gervasi, destro-sinistro, sceglie poi la soluzione col passaggio Di Maria. La Barbera suola, lascia il pallonino, sbaglia, poi si autolancia invece Montirosso che anche ammonito, ricordiamo, Pacciola lascia tenere in campo, Pacciola ancora sul mancino, Pacciola poi la alza per Gervasi, Ramundo la controlla, Gervasi ancora non ci arriva, 2 volte invece la Torre e poi scivola dal regalo Di Maria, è un 3 contro 1, Fuentes allarga ancora per Di Maria! Di Maria! Spaccata! Il Mistral è una squadra molto a diesel, quindi comunque ha bisogno di tempo per accendersi e lo sta dimostrando in questo secondo tempo con una grande prova. Rovito aprendo una difesa e calcia, qui doveva fare decisamente meglio. Intanto Muro è pronto a entrare. Fuentes, auto dell'assist del gol di Di Maria. Ecco Di Maria, la tiene lì. La Barbera, la Torre, spalle alla porta, vuole girarsi, ma Pacciola non è d'accordo. Poi la Barbera, lo scatto di la Torre, poi però come uno yo-yo praticamente va indietro. Gervasi con il petto, no. E oggi come sempre tanto pubblico per assistere alla fine tra Mistral e Duel Futsal Cetraro. La Torre si vuole girare su Pacciola, lo fa benissimo, però lo fa anche subendo fallo. E adesso il quinto fallo, dal prossimo saranno sempre tiri liberi e infatti anche la sirena ce lo ricorda. Di Maria, Rovito guarda negli occhi Fuentes, non può dare spazio, Fuentes lo prende anche la figura proprio di Rovito. Una gran partita. Fuentes, la Barbera, vediamo se crea una delle sue azioni, la Torre 1-2, la Barbera non arriva e non c'è nulla per dire Marchesano, poi il taglio di Liberto, cerca la porta, la traversa, poi dentro la Torre di testa, 4-4. Un gol di testa, credo che nella mia ormai carriera di circa 6 anni, forse qualcosina di più in telecronache, gol di testa calcio 5,
credo di averne commentati forse 0, forse la prima volta un gol di testa. Atipico per il calcio a 5, ma assolutamente letale. La Torre che fa 4-4, gol meritatissimo. Intanto riecco in campo anche Muro al posto proprio di La Torre. Il passaggio di Maria, Paciola, perfetto. Adesso Gervasi non deve far fallo Muro. Gervasi, ancora Gervasi mette dentro. L'anticipo Rovito, Paciola, Fuentes. Poi la palla che passa, Paciola, la sponda. Rovito la alza per Monterosso, fischia da parte del mister. Rovito passa, salta l'uomo. Poi Paciola di Liberto. Rovito, Monterosso, c'è la pressione di Muro, Rovito ancora e Muro a fare il pivot adesso. Poi calcia Paciola, non trova la porta. Muro, palla giusta su Di Maria, troppo profonda però. Mancano 2:34. Lunga Gervasi, la Barbera lo travolge. Fuentes allarga, Muro finta, non vuole calciare, trova invece la Barbera fuori, pronto a ricevere il suo passaggio. Poi Fuentes prende ottimo lo spazio lì con Paciola. Fuentes si ferma, calcia Marchesano. Mancano 2:10. C'è ancora tutto il tempo dentro Cafure per Gervasi. Poi Muro calcia addosso però a Di Maria. Ma la palla era fuori comunque. Di Maria che gioca con la fascia da capitano praticamente tolta. Di Maria vuole girarsi, non trova però lo spazio per farlo, cerca invece dietro i compagni, trova Di Liberto in scivolata, tiene questo pallone lì. Di Maria ancora una volta scambio con la Barbera. Ecco la Barbera, vuole una gioca solitaria, non gli riesce però. Il contrasto, Cafure appoggia per Paciola che ha lo spazio. Paciola, apertura, Monterosso di ritorno, Cafure! E qui se n'è divorato, però grande aggancio, gran giocata, grande tutto da parte del centrale. È rimasto ancora a terra qui Cafure, molto dolorante. Entra adesso lo staff medico. Però non è tanto staff medico, è una sola persona, quindi insomma, utilizzare il plurale, insomma. Anzi no, sono 2. Quindi staff medico si può dire, assolutamente sì. E staff quando c'è almeno più di una persona. Possiamo considerarlo come tale. Mancano 1:27, poi conosceremo il risultato di questa bellissima sfida tra Mistrale Duelle Futsal e Cetraro. 4-4. Che partita. Di Maria, Muro, intanto Riecco in campo, Mendola per Fuentes, Muro scivola pure, quasi fa strike, ho detto di gara.
Spaciola, c'è Marchesano dall'altra parte, ma c'è chi Mendola che guarda attentamente. Rovito, Gervasi, e palla troppo profondo. Di Maria, manca un minuto, un solo giro di orologi, Monterosso, Di Maria tiene pure in campo, poi non la scarica, alla fine lui tra i piedi, Di Maria vuole fare tutto solo ma sbaglia, scelta sbagliata del capitano, riparte adesso, poi Mendola di Liberto, non è chiaramente un errore passaggio. La Barbera, 30 secondi alla fine, la Barbera passa, la Barbera che stava combinando! Tommaso La Barbera, mamma mia che giocata stava per fare, o meglio che ha fatto ma che non gli riusciva per pochissimo. Spaciola, e qui credo che vogliano gestire il pareggio e poi giocarsela in casa. Spaciola, mancano 15 secondi, palla alzata, Muro la aggancia, il break, Muro in mezzo a due, nasconde la palla, Muro! Marchesano! Mancano 9 secondi, sarà l'ultima occasione probabilmente della partita, però vediamo. Dunque batte la Barbera, mancano 9 secondi, regala il pallone però a Cavone che cerca pure la porta con Di Liberto che aggancia e cerca pure lui il tiro. E uno come Di Liberto lo deve provare sempre perché non ha segnato, però il gol di La Torre è arrivato proprio sul suo rilancio. Nel frattempo finisce anche la partita 4-4 e adesso testa alla sfida di ritorno che porterà una sola di queste due squadre in finale. Ma intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia qui da Marco Genduso di Sportivi del Tutto. Vi ringrazio ancora e alla prossima.